Buon pomeriggio, ben ritrovati ragazzi, io sono Lord Perso e siamo qui su una nuova puntata di Round 2 Total War. Tanta roba da fare e da vedere. Finalmente siamo un impero come deve essere definito in tutte le direzioni, manca solo la parte degli Iceni. Iceni che adesso a breve sbarcheremo. Abbiamo un confronto con la nave del re che non sappiamo per quale motivo sia finita qua, probabilmente è andata fuori range, fuori traiettoria in seguito a una tempesta e noi l'abbiamo individuata e adesso con la classis terza cerchiamo di abbatterla. Abbiamo l'altra, l'ammiraglio Fausto Icilio Mure con la classis quarta, credo che sia pronto per difendere, pattugliare queste coste, anche se non credo che da solo riuscirà a farcela. Abbiamo una legione guidata da il generale Decimo Sestio Agricola che sta cercando di ripiegare in questa zona perché non abbiamo legioni a difesa. Le due legioni che sono a difesa sono andate in questi territori per bloccare l'avanzata dei nostri, cioè in realtà degli Iceni, ma anche dei nostri nemici, quindi abbiamo creato tanti stati cuscinetto, però bisogna vedere se poi siamo in grado anche di tornare indietro. Nel frattempo gli Iceni sono già sbarcati nella Magna Germania, quindi dobbiamo stare attenti. E anche i Suebi vedo che qui hanno diverse spie e truppe, quindi eccola qua, dobbiamo stare attenti. Quindi bentornati signori nella nostra Roma storica, però dobbiamo stare attenti perché diciamo che l'equilibrio è molto sottile. Ci eravamo lasciati con l'assedio, quindi continuiamo l'assedio che ci dava estremamente vincitori, ma io voglio godermelo perché secondo me a sto giro secondo me è un po' troppo sbilanciato verso di noi. Io voglio provare a giocarmela e vedere cosa riusciamo a ricavare fuori dal buco, se riusciamo a appunto ricavare un ragno dal buco, quindi giochiamocela. Sicuramente particolare questa conformazione perché noi abbiamo diverse unità mercenarie al nostro comando che non sono ovviamente così performanti, però Roma sta cercando di raccogliere poveracci nelle sue file per almeno raggiungere l'obiettivo che si è dato, dopodiché vedremo. Ok, iniziamo lo schieramento, che abbiamo bisogno di partire da asciutti perché abbiamo l'artiglieria. Non ce l'abbiamo qua però, porca miseria. Ok, questo è il villaggio che vogliamo attaccare. Loro sono sono tanti presenti nella flotta. Secondo me, se partiamo belli aggressivi, conquistiamo subito la città, in men che non si dica. E poi difenderla dalla flotta sarà uno scherzo da ragazzi. Allora, tra l'altro mi fa ridere perché c'è il porto in pietra. Quando mai hanno avuto il porto in pietra va bene, i nordici, va bene, ma facciamo finta di niente, facciamo finta che sia tutto storicamente corretto. Allora, un gruppo sicuramente loro avanzeranno in prima linea per fare più danni possibili. Cavalleria siamo messi maluccio, Ma cavalleria siamo messi maluccio. Tutte le altre unità, vabbè, loro ovviamente saranno i primi che andranno, anzi li metto proprio in testa questi, perché andranno proprio così a schiantarsi come carne morta, ma non lo sanno, loro non lo sanno. E poi va bene, qui abbiamo tutti i legionari romani che, voglio dire, loro entreranno principalmente entreranno dalla porta principale, quindi li mettiamo in fila come veri romani. Così. E scusate, ma ok, erano tre. Ok, come veri romani. Ok, lo mettiamo così, proprio a colonna, ed entriamo in città a colonna. Questi la chiudiamo per me.
Si può fare. Per me si può fare. Iniziamo subito. Passiamo subito all'attacco. Forza. Colonna avanti. E questi di qua. Forza. Ok. Cavalleria si può avvicinare per controllare un po' il territorio, il terreno. Dove sono i nostri? Ok, di qua. Adesso li richiamiamo. Però in realtà secondo me basta già anche solo questa legione. Forza ragazzi, tutti dritti. Allora, non li vedo, quindi ci spostiamo così. E voi di qua a questo punto. E questi invece attaccheranno da questo lato qua. Forza. Tutti avanti. L'unico che deve stare all'occhio è Codesto, perché si sa mai. Via. In generale. Ok. Via, 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 via. Non ti fare intimidire, non fare il timido. Forza con le colonne avanti. Romane, forza. Scusate, ma godiamoci. Guardate qua. Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia, che goduria vedere le colonne romane. Mamma mia, che goduria. Massacriamoli di tutto quello che abbiamo. Voi rimanete qua per favore. Forza, forza, voi entrate nel villaggio. Forza. Forza ragazzi. Qui ci sono gli onagri. Li posizioniamo qua. Forza. Questa è l'altra cavalleria. Va, vediamo, la portiamo di qua magari l'altra cavalleria. Dai. Forza. Ok. Attenzione. Dai, dentro. Attenzione qua. Allora, dove vanno questi? Dove vanno? Cosa sta succedendo con un po' di casino? Ok, qua c'è esattamente il re, quindi ce lo andiamo a prendere. Ma cosa sia successo qua? Però vabbè. È successo un po' di casino qua, È successo un po' di baruffe. Ok. Forza, ok. Qui i nostri legionari hanno già acquisito questa zona, ottimo. Ok. Forza. Ok. Attenzione a questi. Forza. Sono arrivati fino a qua. Incredibile. Ok. Abbiamo qui la cavalleria. Ok. Forza. Ok, qui ci siamo presi la cittadina nel frattempo. Rimaniamo qua così belli tranquilli. Ok, attacchiamoli qua. Questi ancora non collassano, incredibile. Vai ragazzi, forza. Forza, forza. Allora. Qui ci sono loro. Forza, allora qui subito voi. Arcieri, posizionatevi in questa posizione. Pronti al tiro. Forza. Ok, qui li abbiamo mangiati fuori. E ora adesso divertiamoci. Forza. Tutti assieme appassionatamente. È diventato un casino, signori, sto... Ok. Forza, via. Andate a maciullarli. Voi di qua per favore.
Signori, guarda, è un po' di casino, non è stata proprio tecnicamente fatta proprio benissimo, però un po' di casino. Mettiamo l'artiglieria più avanti, per favore. Ok, forza. Ok, forza, voi dentro. Nel mercato. Ok. E adesso li schiacciamo completamente tutti. Ok, qua non serve più in realtà il generale che faccia il giro. Completamente schiacciati, signori. Qui c'è qualcuno che tenta di scappare, ma lo intercettiamo con delle bellissime palle. E signori, arcieri colpiti a sassate, vediamo. Anche qua vengono anche colpiti dalle frecce da dietro in tutte le direzioni. Mamma mia, ma che botta! Che botta, signore, avete visto qua che botta? Vabbè. Devi stare attenti a queste robe qua perché tirano sui nostri. Ancora sassaiate. Basta, basta, basta. Basta, basta, basta. Non attaccate più perché sennò fate fuori anche i miei. Forza. Vai. Voi di qui per favore. Questi li prendiamo con la cavalleria. Questi da dietro arrivano. Dai, 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 che è andata. Arrivano dietro perché stanno sbarcando, ma per noi non c'è nessun problema. Maciullati completamente. Siamo qui all'interno del generale, ma non credo ci siano altre navi loro. No. Ok, già si sono ritirati. Ok, è andata, ragazzi. Vittoria. Vittoria. Vabbè, un po' di confusione, un po' di confusione. Siamo partiti molto aggressivi. Un po' di confusione, però abbiamo portato a casa il risultato. Certo, abbiamo combattuto con gente che non è chissà che prona al grande combattimento, però vabbè. Ok, signori. Perfetto. La spedizione romana ha fatto il suo. Ottimo. Fatemi vedere. Ma sì, dai, non abbiamo perso tanti uomini. Questi, fieri. Bene. Andiamo a... Non posso liberarla? Vabbè, la posso soggiogare. Andiamo a soggiogarla. Giusto? Ok. Pace negoziata, ok. Non potevo liberarla, ma posso soggiogarla. Roba strana. Allora, fatemi vedere, scusate, i rapporti che ho con questa. Accordo commerciale. E voglio anche che mi dai i soldi che hai. Dai, 2004 mi rifiuti, non puoi rifiutarti. Ti dichiaro ancora guerra, Bassa. Bassa. Vabbè, leghiamoli così. Adesso non voglio neanche più darmi l'accordo commerciale. Vabbè. Non dico più niente, ci saranno momenti migliori. Torniamocene indietro. Noi il nostro abbiamo fatto. Questi li lasciamo a casa.
vediamo un attimo. No, gli altri li teniamo per scorta. Passeremo prima da questa cittadina, nostra alleata, e poi vedremo di muoverci verso il basso e ritornare, che perché potrebbe essercene bisogno. Ok, il resto siamo a posto. Il resto siamo a posto. Va bene signori, allora andiamo avanti. Tra l'altro nel prossimo turno andremo anche a sbloccare la rete idrica migliorata, che ci permette, c'è un bel 4 ai sanitari per tutti, non male. Anche questo non male, anche questo non male. Meno 7 di costi di costruzione. Vabbè, non che io abbia problemi di denaro però. Vediamo a livello militare come siamo messi. Non fortissimi, non fortissimi. Però, vabbè. Che questo non sarebbe male, manovre strategiche. Non sarebbe male. Ariete anche. Sì, però forse quello culturale è sempre meglio. Qui 9 turni, qui ce ne vogliono 15. Non so se riusciremo a finire l'albero, non so. Prima della fine dei turni del gioco. Attacco ancora dei Suebi contro la cittadina di Durobane. Scusate, i Suebi degli Ceni. Lo sapevo. Allora, onestamente non ho così voglia di giocarla, anche perché la vediamo perdere di sicuro. Andiamo in modalità aggressione e finisce qua. Ci sta che alla fine delle città vengano attaccate, fa parte del gioco. Perfetto. Mica tanto però, va bene. Ok. Andiamo così. Offensiva. Via, persa la cittadina. Ok. I Ceni rispondono, signori. Lo sapevo che arrivavano gli Ceni. Allora, qui invece dobbiamo cercare di resistere il più possibile. Dobbiamo cercare di resistere il più possibile, signori. Vediamo se sarà una partita degna oppure no. Altrimenti ve la salto e vi faccio vedere direttamente l'esito. Scorribande da parte degli Ceni dentro l'impero. Quello che mi aspettavo dai Suebi. Allora, ok. Loro sono qua. Allora, cerchiamo di formare una barriera naturale. Con queste tre. Ok. Qui dietro mettiamo tutto il tiro, lo posizioniamo qua sopra. Quindi sì. E qua qui non possono entrare. Perfetto. Potrebbero fare il giro, ma è un po' lungo qua il giro. Allora mettiamoci così. E va bene. Allora tu e tu qua. Ok, voi subito su di qua per favore. E voi di qua. Vediamo se riusciamo a resistere con questa tattica. Andiamo avanti con i tempi. Ok, loro si sono spostati, attenzione. Prendeteli a sassaiate per favore. Questi fanno il giro. Questi fanno il giro. No dai ragazzi,
Ma perché? Perché non tirate? Ok. Ok. Ah, sono carri tra l'altro. Aia. Carri fanno parecchio male. Dai ragazzi, tirate però. Ah, sti maledetti ceni. Ok. Dai. Dai, 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 fateli fuori ancora un pochino. Ok, perfetto. E si fanno proprio il giro. Allora, giriamoci anche noi. E questi? Ah, ho 3 lance. E chi se lo aspettava? Allora qua, forza. Me le ero perse, ragazzi. Me le ero perse. Voi invece di fare gli idioti, venite qua. Tirate da qui, per favore. Cerchiamo di resistere. Mettiamo giusto il generale qua. Forza. Ok, perfetto. Fanno ancora il giro. Il giro del giro fanno questi. Non ho capito che giro stiano facendo. Comunque andiamo a occupare anche queste zone. No. Attenzione. Ok. Ok. È un casino, ragazzi. Non so cosa stiano facendo qua. Mettiamoci così, per favore. Ok. Questi sono andati. Forza. Dai, mettetevi qua. E tirate sul nemico. Ok. Ok, faccio il giro. Ok, l'abbiamo vinta. Tornate indietro, per favore. Qua sono rimasti da soli. Ok, si tirano da soli. Ottimo. Guardate questi qua. Dai, aspettate. No. Così. Questi volevo prendere. Ok, forza. Fate il giro voi. Ok. Dai che il generale se ne va. Mettetevi qua. Forza. No, dai, non brillare troppo. Vieni qua, zio. Vieni. Ok, che sei cambiato già, non lampeggi più. Ok, qua li abbiamo intercettati. Adesso cercheremo anche noi l'aggiramento. Ok, qua c'è lo scontro, ma direi che lo vinciamo. Spero. Non male questa resistenza, non male. Dai, tirate pietre come se non ci fosse domani, voi che potete. Dai, forza. Ok, qui gli arcieri sono andati. Dai che adesso vi do una mano. Non collassatemi, per favore, ma secondo me abbiamo fatto la scelta giusta a tenere qua il generale. Dai. Gruppo di uomini che resiste contro i poteri forti. Dai.
Qua, tirami qua, tirami qua. Dai, 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 dai. Dai, dai, forza. Non mollate, ragazzi. Dai. Forza, ragazzi. Forza, forza, forza. Oh, guarda qui quanto lampeggiano. Bellissima questa scena. Vai, dai, dai, massacrateli tutti. Ok. Forza. Bene, bene. Andate contro questi. Qui, contro questi. Forza. Eccoli che arrivano. Mamma mia, 4. Ah, guarda, guarda che collassano. 4 asini contro altri 4 asini e vincono, incredibile. Forza, adesso tutti contro uno. Forza. Mamma mia, ragazzi. Non so se qui riusciamo a resistere, però proviamoci. Tanto un bel po' di pietre se le pigliano. Vediamo. Se riuscissi a passare questa barriera, farei il giro e avrei vinto. Però il problema è se riesco. Ok, scusate signore, ho avuto dei problemi di memoria del PC. Andiamo avanti. Ho registrato troppo. Dai, dai. Forza che dobbiamo terminare questa battaglia. Però io direi che siamo a un buon punto. Un fronte l'abbiamo vinto su 3. Ora vediamo se riusciamo a fare anche il resto. Mi continuano a piovere polpette per i nostri avversari. Forza ragazzi, forza. Forza. Ok, sono arrivati. Dentro tutti. Dai, 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 dai. Ok. Perfetto, adesso il generale darà sicuramente una mano. Ok, facciamo il giro. Dai che ci siamo, signori. La vittoria è nostra, dai che ci siamo. Continuate a tempestarli di pietre. Ok, stanno arrivando anche dal dietro, signori. E adesso non ce n'è più per nessuno. Non ce n'è più per nessuno. Facciamo il giro. No, brutta questa ripresa perché sono sull'acceleratore. Ma ormai, secondo me, dovrebbero collassare a breve. Forza. Vai ragazzi, forza, forza. Ok, circondati, perfetto. Mollano, mollano, perfetto, signori. Signori, miracolo di battaglia. Persi solo 676 uomini contro degli uomini piuttosto armati loro. Ma d'altronde non c'erano neanche le corazze, quindi bene, bene, bene. Avevano anche 3 unità di carri, signori. Un'ottima vittoria per Roma. Scusate ancora le interruzioni che ci sono state, se il video non è stato proprio fluidissimo, però. Ottimo, respinti, 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 respinti. Nella foga li facciamo fuori. Respinti, signori. Bavai e salva, per ora. Per ora. Se ne vanno. Ha terminato i patti di un'aggressione con me. Ok.
Un altro evento del genere. Wow. Andiamo su proprietari terrieri a questo punto. Benissimo, ricerca completata. Perfetto. Allora, signori, io direi, visto che non ho tantissima memoria e abbiamo registrato, direi abbastanza, a sufficienza, che confrontiamo tutto questo nel prossimo, lo vediamo nel prossimo gameplay. Anche perché col minutaggio dovremmo esserci tranquillamente. Qui abbiamo... no, ok. Mi sembrava si fosse originata della pestilenza, invece no. Io direi che ci possiamo lasciare quindi qui. Questa è Roma dall'alto, signori. Qui l'abbiamo terminata. Qui adesso torneremo indietro verso i nostri confini, tenteremo di bloccare l'invasione di Roma da parte degli Iceni e dopodiché si punta alla Britannia. Grazie signori di essere rimasti con me e noi ci vediamo ad una prossima puntata. Ciao ragazzi.